Salve ragazzi, benvenuti sul canale Nanico. Oggi vi presento l'applicazione NewPipe, un'applicazione tipo YouTube Unset più o meno, questa qua. Praticamente perché non ce l'ho internet, un attimo che l'ho spento. Praticamente questa applicazione sarebbe da usare in macchina quando volete ascoltare musica da YouTube, però lo collegate via Bluetooth con la macchina, col telefono con il schermo spento però, ok? Quindi funziona molto bene. Adesso ho messo uno dei video qua. Una volta entrati vedete che avete la possibilità di scaricare, ok, come video, e potete scegliere anche la qualità, come audio, anche qua come audio uguale, no aspetta qua, ok, audio, Opus M4A, ok, e anche dei sottotitoli per esempio, bon. Poi potete ascoltare musica solo in sottofondo, quindi qua con le cuffie tipo, perché praticamente se avete le cuffie andate, non so, a correre o in macchina, solo audio, no? Via Bluetooth potete collegarlo, parliamo dalla macchina. Poi cos'è che abbiamo? Potete per esempio usare come pop-up una finestra che sarà visibile sul schermo del telefono, e poi voi potete uscire tranquillamente e la vedete qua, ok, sul schermo, e fate altre cose mentre che questa qua sta continuando ad andare. Quindi è un'applicazione tipo YouTube Unset, però da usare solo per ascoltare musica. Magari vi fate una lista con i video preferiti, e ve la ascoltate in macchina. Non si può usare con Android Auto, ok, non è integrato. Non si può usare, ma no, si può usare, però fare mirroring per esempio sui navigatori con Windows, ok, Windows CE. Più o meno diciamo che la consiglio per quelli che vogliono solo ascoltare musica, e non, è quello che consiglio di solito, anche se io faccio tutorial dove vi parlo anche di YouTube, che potete vedere il video sul navigatore, perché quando guidate ragazzi dovete guardare la strada, ok. Questa applicazione, a parte YouTube, ce l'ha integrato qua anche le piattaforme di Bandcamp, Framatune, Media, CCC.de e SoundCloud. Magari saranno aggiunte altre più avanti, ok. Boh, questo è tutto. È un'applicazione che a me non mi piace sinceramente, e la consiglio a quelli che sono capaci o se hanno già fatto le liste, ma potete fare tranquillamente le liste di canzoni, no? Le playlist, e poi li potete ascoltare in macchina tramite Bluetooth, ok. Boh, questo è tutto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ok, un like e distribuite il video. Grazie mille.